Hanno soggiornato una notte a Verona i due turisti cinesi contagiati dal coronavirus e ricoverati a Roma. In queste ore è stato ricostruito l'itinerario del loro viaggio in Italia dopo l'atterraggio a Malpensa lo scorso 23 gennaio. La direzione regionale del Veneto ha inviato i sanitari del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 9 Scaligera ad effettuare le indagini necessarie nell'hotel dove hanno pernottato. Una persona infatti avrebbe avuto contatti con i due ed è già stato messo in sorveglianza attiva. Intanto la task force regionale per le emergenze con base all'ospedale di Padova si è riunita venerdì mattina per fare il punto della situazione e decidere i percorsi sanitari per eventuali pazienti affetti da coronavirus. Sono infatti arrivati i test per analizzare i tamponi respiratori. Adesso stiamo veramente arrivando ad avere questi primer per fare questa indagine diagnostica e poi nel giro di poche ore, proprio 4-5 ore, dovremo avere la risposta della presenza o meno del coronavirus nel paziente sospetto. Intanto il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria che consente di velocizzare l'organizzazione degli strumenti per affrontare gli eventuali casi di diffusione del coronavirus. La task force padovana sta monitorando quasi una decina di casi. Ci sono dei casi di persone che sono tornate dalla Cina da meno di 14 giorni e che quindi vogliono alcuni essere rassicurati perché stanno assolutamente bene, quindi questi hanno solo la necessità di mantenere l'isolamento domiciliare. Poi ci sono altri che possono avere altri sintomi respiratori, nella maggior parte dei casi sintomi blandi, anche questi li testiamo comunque per il coronavirus e dovranno rimanere domiciliati a casa. Solo in alcuni casi abbiamo previsto e stiamo facendo il ricovero ospedaliero. Un virus ancora poco conosciuto ma aggressivo che provoca sindromi respiratorie acute. L'isolamento al momento è una delle forme più efficaci per prevenire il contagio. I medici però avvertono: non bisogna creare allarmismi o pregiudizi, basta evitare i contatti con persone appena rientrate dalla Cina. Parrebbe possibile anche la trasmissione da parte di soggetti asintomatici. È per quello che noi, come del resto in tutte le malattie infettive, dobbiamo essere molto tempestivi nella prevenzione.